Scatta domani e durerà fino al 30 aprile 2023 l'ordinanza No Smog, con le limitazioni alla circolazione e le ulteriori misure per il miglioramento della qualità dell'aria previste dall'accordo di Bacino Padano e dal pacchetto di misure straordinarie approvate dalla Regione. Tra le novità quella relativa alla chiusura delle porte dei negozi nel periodo di accensione del riscaldamento. Uno, la chiusura delle porte per i negozi, a meno che non abbiano le lame tagliaria. Per due ragioni. Uno, perché la fonte principale di emissione è il riscaldamento e quindi cerchiamo di inquinare meno. E poi perché c'è anche il tema delle bollette, quindi insomma cerchiamo di aiutarci tutti a risparmiare dal punto di vista energetico. Anche l'efficientamento energetico è uno degli obiettivi dell'assessorato all'ambiente e quindi teniamo chiuse le porte dei negozi. Misura che con i rincari alle bollette strizza l'occhio anche al risparmio energetico che preoccupa molti dei negozianti vicentini in vista dell'inverno. Io tengo la porta chiusa perché sennò spreco l'ira di Dio, già la bolletta sarà salata. E abbiamo comunque predisposto fin da quando abbiamo rinnovato il negozio la barriera che blocca l'aria, diciamo, davanti alla porta. Io non ho fonte di riscaldamento se non i forni e di conseguenza terrò aperto perché intanto il riscaldamento in negozio non c'è e anche dovesse esserci sarebbe ai minimi, visto le bollette che ci stanno regalando. Per quanto riguarda i limiti alla circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, in caso di livello verde non possono circolare da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30 i veicoli privati e commerciali a benzina Euro 0 e 1, i diesel fino a Euro 4, che per Vicenza significa lo stop di 23.500 automobili. Con 4 giorni consecutivi di sforamento dei limiti del PM10, il livello arancione, lo stop riguarderà anche i veicoli privati a benzina Euro 2 e diesel Euro 5, quelli commerciali a benzina Euro 2. Se i giorni consecutivi di sforamento diventano 10, il passaggio al livello rosso comporterà lo stop tutti i giorni anche dei veicoli commerciali diesel Euro 5. Ma la deroga c'è per i lavoratori. E poi devo dire abbiamo introdotto una deroga che sono contenta che la Regione abbia anche apprezzato, che riguarda i lavoratori. Tutti coloro che vivono o lavorano a Vicenza, pur avendo un'auto che rientra nei limiti, possono utilizzare le loro auto per il tragitto lavoro-casa e casa-lavoro.